Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto da Gioacchino Cimino, in collaborazione e partecipazione della dottoressa Tecla Bartolomeo, oculista, alla presenza del camper oftalmico del distretto Lions Sicilia, nell'ambito dell'attività di servizio dell'area vista, ha effettuato uno screening gratuito della vista ai piccoli alunni delle prime classi dell'Istituto Comprensivo Andrea Camilleri di Favara, diretto dalla dirigente Rosetta Monreale. Sono stati sottoposti a screening oculistico 56 bambini, rilevando in 16 di loro la necessità di un controllo più approfondito da parte del medico specialista di fiducia delle rispettive famiglie, e per questo a loro segnalato. In occasione del service, i bambini sottoposti a controllo visivo sono stati donati degli occhiali da sole nell'ambito dell'iniziativa distrettuale Un occhiale da sole per ogni bambino in vista, promossa dal delegato distrettuale Raccolta Occhiali Usati Maria Antinoro, in sinergia con il delegato distrettuale del service Maria Briguglio, presente per l'occasione anche il presidente di zona 26 Giuseppe Caramazza. La delegata alla raccolta degli occhiali Maria Antinoro, presente al service, ha illustrato l'iniziativa proposta e la sua importante validità per la salute degli occhi ai piccoli alunni felici del dono ricevuto. La dirigente scolastica Rosetta Monreale ha quindi rilevato l'importanza del servizio svolto dai soci Lounge, ringraziandoli per l'attività svolta. Il presidente Cimino ha ringraziato gli intervenuti, evidenziando l'incessante attività del club a supporto di chi ha bisogno, confermando la volontà dei soci di continuare a svolgere costantemente il servizio alla comunità. Oggi bellissima iniziativa all'Istituto Camilleri. I ragazzi delle classi prime di scuola primaria hanno usufruito, grazie all'intervento dei Lions Valle dei Templi, di una visita oculistica. Una cosa poi interessante per i bambini è stato l'omaggio degli occhiali da sole a ciascun alunno. Un occhiale da sole per ogni bambino in vista è la campagna promossa dal distretto Lions 108 YB Sicilia, dal nostro governatore Daniela Macaluso. Andiamo i Lions nelle piazze, nelle scuole per lo screening, per proporre lo screening ai bambini e donare un paio di occhiali da sole.